Noi da parecchi anni, anche prima del Covid, abbiamo la possibilità di andare a individuare appunto dei virus che sono responsabili di infezioni respiratorie e mediante tecniche di biologia molecolare. Si tratta appunto di un tampone nasale che viene eseguito sui pazienti ricoverati, quindi pazienti che sono impegnati da un punto di vista clinico e che necessitano per questo di un ricovero, e abbiamo la possibilità appunto di andare a individuare nel tampone nasale, quindi nelle vie aeree superiori, diversi virus, sia quelli dell'influenza, quindi influenza A, influenza B, il respiratorio sinciziale, ma anche altri virus come per esempio il rinovirus, l'adenovirus, altri virus della famiglia dei coronavirus che sono sempre girati anche prima dell'avvento del SARS-CoV-2. Sì, certo, allora il periodo, la stagione influenzale viene definita così dall'Istituto Superiore di Sanità, quel periodo che va da fine ottobre fino a metà circa di aprile, ed è la stagione influenzale in cui si va anche a fare una sorveglianza epidemiologica di questi virus, cioè del virus dell'influenza A e dei suoi sottotipi, del virus dell'influenza B e del respiratorio sinciziale, perché sono i virus che nella stagionalità appunto dell'influenza viaggiano insieme. La stagionalità dell'influenza è stata interrotta durante gli anni del Covid, in quanto sia il distanziamento che l'uso della mascherina hanno sfavorito che questi virus, che sono virus che vengono trasmessi a livello aereo, quindi respiratori, venissero anche diffusi. Ma dall'anno scorso abbiamo visto che sono ripresi proprio come nelle stagioni precedenti al Covid, quindi cominciano a girare insieme virus dell'influenza e virus respiratori sinciziali proprio da fine ottobre, e li abbiamo avuti anche l'anno scorso fino a metà aprile. È per questo motivo che come azienda viene proprio incentivato la possibilità di vaccinarsi, soprattutto per le persone fragili o le persone anziane, e già appunto dalla prossima settimana ci sarà la possibilità di eseguire i vaccini come solito o presso il proprio medico di medicina generale, presso alcune farmacie o nei distretti. E quest'anno si aggiunge anche la possibilità di vaccinare i bambini, i neonati, a partire da quelli nati dal 1° gennaio del 2024. Dovrebbero essere già arrivate delle lettere a casa alle famiglie, in quanto si dà la possibilità di somministrare un anticorpo monoclonale contro il virus respiratorio sinciziale, proprio per prevenire in questi bambini l'insorgenza della malattia proprio respiratoria provocata da questo virus, che è una bronchiolite, quindi un'infiammazione dei bronchioli che purtroppo non c'è una terapia, perché i virus non sono soggetti all'antibiotico, e quindi l'unica cura è la somministrazione di ossigeno, e in alcuni casi proprio sono costretti a essere per questo ricoverati in ospedale. Questo è anche il motivo per cui quest'anno vogliamo fare questa una sperimentazione, possiamo chiamarla così, in cui come microbiologia abbiamo la possibilità di fornire i pronto soccorsi pediatrici di test rapidi, che sempre non invasivi, nel senso che basta un tampone nasale, e viene appunto fatta diagnosi differenziale tra influenza o virus respiratorio sinciziale. Ovviamente si tratta di tamponi che vengono forniti nei casi proprio gravi, in cui i bambini non rimangono a casa, ma sono costretti proprio per gravità della situazione ad andare presso i pronto soccorsi. Quindi non è per tutta la popolazione, perché sennò saremo con dei numeri elevatissimi, ma ovviamente per i casi molto gravi che ogni anno purtroppo vediamo che si rivolgono al pronto soccorso pediatrico, facendo sia un discorso proprio di file, di accumulo di persone, ma anche proprio poi di gestione dei bimbi, delle loro famiglie e dei ricoveri, che cominciano a essere molto numerosi.
nonché ovviamente questa vaccinazione che non è la somministrazione di un anticorpo monoclonale, è importante proprio per evitare una patologia grave in questi bambini, perché ricordo che il vaccino non impedisce di ammalarsi con questi virus, cioè noi veniamo comunque a contatto con questi virus, però i vaccini, sia quelli dell'influenza che questa somministrazione di questo anticorpo, impedisce un aggravarsi della malattia e quindi il fatto di dover essere costretti poi a essere ricoverati in ospedale, ecco, quindi con tutte poi le conseguenze di una gravità, di una patologia, perché significa che il virus dalle vie aeree superiori va nelle vie aeree inferiori causando delle polmoniti importanti. E come dicevo prima, non c'è una terapia antibiotica perché i virus non rispondono all'antibiotico come i batteri, ma ci sono delle terapie empiriche, degli antivirali, che proprio in vista dell'approssimarsi della stagione influenzale, quindi anche del respiratorio sinciziale, oltre all'invito che è stato rivolto a tutte le famiglie dei nati dal 1 gennaio 2024, proprio per sottoporsi a questo anticorpo monoclonale, che è molto importante per ridurre gli effetti gravi della malattia da virus respiratorio sinciziale, che è la bronchiolite. Come USL abbiamo pensato di fornire i pronto soccorsi pediatrici di tutta l'USL, quindi sia qua a Treviso che Oderzo, Conegliano, Castelfranco e Montebelluna, quindi dove ci sono le pediatrie, di questi kit che permettono in maniera rapida e molto sensibile di eseguire semplicemente un tampone nasale e che ha la possibilità appunto di discriminare tra l'influenza A, influenza B e virus respiratorio sinciziale. Ovviamente sono test che sono rivolti ai pronto soccorsi, quindi per bambini neonati che presentino delle caratteristiche, delle implicazioni molto gravi dal punto di vista clinico che necessitino di un ricovero. E proprio questi kit hanno la funzione di ridurre il numero di ricoveri e ridurre anche le liste, diciamo, i tempi di attesa proprio nei pronto soccorsi, dando la possibilità al pediatra di fare diagnosi differenziale e dove è necessario procedere al ricovero, dove non è necessario procedere invece a rimandare a casa il bambino con l'opportuna terapia di supporto. Quindi il Dipartimento di Prevenzione dovrebbe già aver inviato a casa alle famiglie interessate una lettera proprio per invitare i genitori a somministrare questo anticorpo monoclonale che non ha controindicazioni, anzi aiuta il bimbo a non sviluppare forme gravi anche se viene a contatto con il virus del respiratorio sinciziale. Infatti ricordo che i vaccini hanno proprio questa funzione di impedire un aggravarsi della malattia e non tanto quella di non venire a contatto con il virus, perché è chiaro che il virus circola e tutti noi veniamo a contatto. La vaccinazione ci impedisce di andare verso un aggravarsi della patologia respiratoria.